Loop. Adesso lo chiamerò sul palco Aloscia e lui arriva con questa sua amata sedia. E allora Giuseppe Marino in arte Aloscia, lui che ha davvero creato questa... Vieni Aloscia, vieni, sali sul palco, che questa è una sedia davvero particolare, io voglio vederla. Guarda che bella, eh. Personalizzata Aloscia, che dire. Arriva un microfono per te intanto, velocemente, benissimo. Allora, Aloscia rappresenta uno dei personaggi chiave per comprendere l'evoluzione della danza contaminata, perfettamente bilanciata fra ricerca concettuale e creatività artistica. Ha infatti saputo segnare il passo ed indicare una strada da seguire per il futuro, in particolare grazie al proprio stupefacente lavoro sul corpo e sul concetto stesso di fisicità. È anche creatore della cosiddetta danza streusa, o sceusa, detto giusto, forse l'elemento che più di altri contraddistingue al pubblico. La tradizione sicola raccontata in maniera moderna, a passi di danza che simboleggiano un riscatto sociale. Sono questi i temi che ipnotizzano a chi assiste ai suoi spettacoli e a chi frequenta i suoi workshop, con una nuova fisionomia in cui le canzoni, tutte sicule, vengono spogliate dai costumi tradizionali antichi e vestite di modernità, attraverso una rappresentazione che parte dal passato, vive il presente e si proietta nel futuro, facendo emergere magistralmente il ritratto di una Sicilia che, traendo spunto dalle tradizioni popolari, si veste di nuovi colori, dipingendo in ogni passo l'immagine di una terra ricca di energia e voglia di riscatto, in un surplus di emozioni, espansività e vitalità che vengono offerte agli spettatori. La sua danza è un racconto, infatti, come lui stesso si definisce, è una danza-storie, un racconto che offre la dolcezza dei sapori, delle radici misti all'asprezza del sangue e del dolore, l'ironia delle fisionomie che si contraddistinguono al contrasto con la cupezza dei profili oscuri. Hai avuto anche un prestigioso premio nel 2019 che è il Danzastorie di Sicilia, premio UNESCO 2019 come messaggero di pace e cultura siciliana nel mondo. Ma cosa fa un danzastorie? Allora, innanzitutto voglio ringraziare questa meravigliosa piazza a cui io sono molto legato personalmente, proprio perché qui ho realizzato degli spettacoli importanti da Danza Storia di Sicilia, appunto, e quindi voglio ringraziare la prima persona, il sindaco, il primo cittadino che ha reso possibile anche organizzare degli eventi e una rassegna bellissima 2 anni fa, in cui alcuni dei miei lavori, tra cui Beddu Garibaldi, con un'opera di Mario Incudine che l'ho resa danzata per ragazzini e bambini, quindi è stata un'opera meravigliosa portare la cultura. Quindi il Danzastorie non è altro che un po' una forma di avanguardia della tradizione, e per me la tradizione stessa è avanguardia, ma l'unica cosa che io ho sperimentato è il linguaggio. Naturalmente viviamo un'era contemporanea, quindi necessita dei linguaggi per proporre la tradizione, quindi tengo molto alla didattica e alla gioventù, che sono la nostra speranza e il nostro presente, quindi non faccio altro che sperimentare dei linguaggi per comprendere e capire che anche un colore in un carretto siciliano ha una sua corporeità, un suo valore e anche una sua fisicità, così arriva diretto come linguaggio se non solo ai ragazzi ma a un pubblico più vasto. Bravo. Io vorrei qui invece sul palco il sindaco Santo Caruso e con consigliere Spinto, se vado giusto, sì, perfetto. E poi dopo ci farai un momento, un momento che tra l'altro dedicato al grande Domenico Di Mauro, ne abbiamo parlato, ne parleremo più volte durante la serata, con la tua seggia. Che bella sta sedia, ragazzi. Sì, questa sedia l'ho ricevuta proprio su questo palco come dono da parte di Angela Saverio, che l'ha dipinta facciamo un applauso ad Angela, perché è davvero un'opera d'arte, davvero. Sì.
Allora, buonasera consigliere, buonasera sindaco, ci si rivede, buonasera, ci vedremo ancora tante altre volte durante la serata. Arriva il premio che consegna ad Aloscia. Microfono, perfetto. Grazie di cuore. Sindaco, la vogliamo vedere l'esibizione di Aloscia? Sì, la cosa più bella. Quindi facciamo esibire Aloscia perché, come diceva lui, ci ha regalato dei momenti importanti, perché 2 anni fa abbiamo assistito a dei momenti veramente belli e coinvolgenti, soprattutto il coinvolgimento, come diceva lui, di bambini, di ragazzi, di Vittorio, se non mi ricordo male, che sono venuti qua a fare una rappresentazione particolare. E poi lui ci ha regalato anche una rappresentazione a cui sono legato particolarmente, a nonno Minico Di Mauro, che a lui l'ha fatto diventare un personaggio che attraverso le danzastorie lui ci regalerà forse qualche momento fra poco, quindi vedrete effettivamente cosa ha reso possibile in questa possibilità, in questa cosa che ha fatto lui. Quindi grazie, allora, grazie di tutto. Consigliere, Grazie di lei cuore, grazie. felice. Io voglio aggiungere giusto una cosa. Certo. Io ho avuto il piacere di conoscere il maestro Aloscia prima delle sue esibizioni ad Aci Sant'Antonio, e la frase che mi colpì di più durante un'intervista, peraltro, fu il fatto che il maestro si riferisca a quelli che sono gli autori popolari, Buttitta su tutti. Ci fu una frase che mi colpì particolarmente, che è del maestro Buttitta: l'uomo deve avere il cuore come una piazza e la mente come il cielo, a simboleggiare che ciascuno di noi deve saper accogliere tutti come una piazza sa fare, ma deve avere anche quell'apertura mentale come il cielo. E sono molto contenta di vedere che il maestro Aloscia, in tutte le sue rappresentazioni, fa di questa frase il suo life motive, lo fa nelle esibizioni e nella vita personale. Grazie per questo. Bene, allora a questo punto dobbiamo per forza vedere l'esibizione, questo momento. Grazie consigliere Spinto, grazie al sindaco Santo Caruso, noi ci rivediamo dopo. E allora, questo è un estratto di un lavoro dedicato appunto a grande Domenico Di Mauro, il titolo è I passi di domani. A voi Aloscia! Muti sono le passe di cui non sa pionieri, lesti sono chi di cui ha rubato li meglio giuri, leggi sono le passe di cui ha finito i fare l'amore, chi ne descanto chiedi dico non sa come va a finire. Sono le passe di cui sta contando le sue pensieri, fermi sono chi di cose scanta di salutari, stanchi sono le passi di cui ha campato senza campari, gocce di tempo buono sono le passi di domani. Le passi di cui cammina a testa a pozzoni, ombra sono le passi di cui dormi sotto lampioni, caudi sono chitti di cui pungiuri in cascioni, vento sono le passi di cui t'ha detto 100 parole, vivi sono le passi di cui parti fissati nomi, arrancano le passi di cui un peccato con si può dire, vaganti sono le passi di cui ha perduto pure l'amore, stonati sono le passi di cui ha scordato la sua canzone. Passi di cui marteggia il lume portoni, di vitro sono le passi di cui si scanta che si fa male, morti sono chitti di cui occhi non sapi tagliare,
Sciato e pezzi di cielo sono le passi di domani, e storti sono le passi di quavi scarpe imprestati, pesanti sono le passi di così lecca li so finiti, secchi come una seti so di qua fatto malinuttati, sordi come la notte sono ste passi che non sentiti. Tome palazzo cingani pazzo. Ti pazzo cane, ti pazzo cane, ti pazzo cane, ti pazzo cane, ti pazzo cane sto pezzo di pane. Iena paccioni cu ghienu cutuni. Ienu cutia, cutuni, cutuni, cutuni cu ghia. Ienu, cutuni cu ghienu. Adonuccioni cu ghienu cutuni, gnunucchioni cu ghienu cutuni, se no cutia cutuni cu ghia. Tome palazzo cingani pazzo, ti pazzo cane sto pezzo di pane, iena paccioni cu ghienu cutuni, ienu cutia cutuni cu ghia. Ienu cutuni cu ghienu, adonuccioni cu ghienu cutuni, gnunucchioni cu ghienu cutuni, se no cutia cutuni cu ghia. Crapa pinta cacantin pantin pacaca pinta crapa. Cicutitunni ciacitunni guti. Tacco corto pure corto tacco. 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 In sto giardino c'era un peripiro. Piro piracchio ingogno cacchio cogno per cotogno se lo cacchio chicchio cogno si ferrientono se rompe lo cacchio chicchio cogno. E lui cipi da cetto, dopo lo cipi di ramo, quello cipi di becco, tutta la coda si cipidiava. E lui cipi da cetto, dopo lo cipi di ramo, quello cipi di becco, tutta la coda si cipidiava. E lui cipi da cetto, dopo lo cipi di ramo, quello cipi di becco, tutta la coda si cipidiava. E lui cipi da cetto, dopo lo cipi di ramo, quello cipi di becco, tutta la coda si cipidiava. Aloscia! Senti, ma è vero che in una lingua indoeuropea significa cuore divino? È vero, come lo sai? Ho studiato. Io voglio salutare una persona che conosco, che è lì che ti fa le foto, la mia amica Paola, che bella Colei Paola. che mi sopporta. No. Non progetti, tante cose belle sicuramente. Sì, progetti... Tu ami la tua terra, perché diciamocelo esatto. tu. Allora, poco fa il sindaco ha detto una cosa bellissima. Domenico Di Mauro, Minicu, Pitture da muri è il titolo dello spettacolo che faccio dedicato a lui. Lo dedico alla sua persona perché l'artista e la persona sono due cose uniche. Lui ha saputo essere integrale nella sua essenza e questo è il suo successo, cioè che ognuno di noi deve essere quello che è, anche in ciò che fa e quello che è dentro di sé. Ecco perché Domenico Di Mauro era unico nel suo genere, perché era se stesso. Questa è la cosa più importante di cui questa città veramente è un vanto e un orgoglio. L'ho sempre sostenuto, questa è una città stupenda, ma che attraverso questo nome può dare un grande valore a livello mondiale. Grazie ad Aloscia!